Ciao amici e benvenuti a questo 53esimo episodio. Ci siamo lasciati nel bel mezzo di una guerra che ci vede soli contro Spagna e Portogallo, quindi per la prima volta non avremo il sostegno della Francia, cosa che di certo ci svantaggia. Però speriamo di poter liberare l'Andalusia dall'assedio il prima possibile. Sarà quello che dovremmo impegnarci a fare. Per questo stiamo mandando la nostra flotta a raccogliere le nostre armate e possibilmente dovremmo trovarne anche altre, magari quelle impegnate in America, in Irlanda, dovremmo anch'esse prenderle e mandarle in Spagna. E in più, quello che adesso faremo è fare un bel reclutamento di mercenari. Purtroppo non sono unità particolarmente avanzate, ma ci serviranno a fare numero. Abbiamo i soldi per farlo, quindi lo facciamo, insomma. E possiamo anche già tentare l'assalto molto semplice contro questi 70 uomini di guarnigione per prenderci questa provincia. E a questo punto non ci serve più il leader. Allora, qui possiamo comunque essere abbastanza favoriti al territorio che dovrebbe essere pianeggiante, desertico addirittura. Quindi il difensore non è per forza particolarmente avvantaggiato. Speriamo appunto che queste navi arrivino subito, quasi subito, insomma. Qui richiamiamo pure... Aie! Maledizione. No, questo ci rallenta ulteriormente. Non ci vogliono queste ribellioni. Anche perché ci farà perdere ulteriormente manodopera. Tanto lo Stato della Chiesa si espande. Andiamo magari ad assediare un po' anche sti Savoia. Lo Stato della Chiesa ha rifiutato di consegnare l'illegale possedimento da essi posseduto. Allora, fabbrichiamo pretese però. Iniziamo a Sofala. Non sono nostri rivali, ahimè. Cavoli, qua non è proprio il massimo. Forse dovremmo attaccare... No, preferisco attaccarli singolarmente. Spero che non siano aiutati. Questa è la mia speranza, ma è un po' vana come speranza. Tu cosa fai? Vai avanti e indietro come un idiota. Beh, questi sono inutili. Ok, li abbiamo subito distrutti, questa è una buona notizia. Però abbiamo perso diversi uomini. Lasciamoli qui quelli. Ecco. Prendiamo questa parte più possente. Però... Ah sì, ok. Prendiamo questa parte. E la mandiamo qua. Allora... bel guaio però. Forse dovremmo usare diversamente questo esercito. Potremmo usarlo magari per liberarci dai ribelli. No, meglio mandarlo in Spagna forse. Oh, finalmente abbiamo... cavoli, per un pelo non siamo riusciti l'altra volta.
ma abbiamo accesso alla fanteria più evoluta, quindi questo è importante perché allora finora non abbiamo incontrato province particolarmente povere, quindi allora questi quanti secoli impiegheranno? Ditemelo voi ad arrivare qua. Allora, qui io vorrei fomentare la rivolta perché è l'unica speranza che abbiamo. No, non è vero, aspetta, quanto manca? 70 giorni, 3 mesi insomma. Vediamo quanto sale al mese. Speriamo meno di 7. Allora, Yedishkul dov'è? Io non li sopporto tutti. Perché si devono ribellare proprio in questo momento? Questi? Allora, vediamo un po'. Purtroppo qui non è ancora tempo di richiamare il nostro esercito. Ecco, voi siete i geni. Però ci attaccano. Allora, vediamo un po'. Non è saggio, forse. Accidenti, vogliono riunificarsi. Cosa fanno? 11. Arrivano dopo di noi. Va bene, allora qui... Ah no. Non si capisce un cavolo, va bene. E qui com'è il territorio? C'è anche un po' in montagna. Forse ci conviene attendere un attimo. Almeria com'è? Ah cavoli, è l'unica provincia povera che c'è nell'arco di 1 miliardo di chilometri. Allora... Cavoli, non ho... Oh, finalmente la prima... provincia che riusciamo un po' a sottomettere. Beh, ma siamo veloci, eh? Tutto sommato. Dai che possiamo farcela. Allora. Voi andatemi dietro a questi perché... se no perdiamo solo tempo. Allora, vediamo anche... Allora, qui dato che non succede niente, io prendo questa. Tanto per peggiorare il mio bilancio. Ok. Benissimo, l'abbiamo peggiorato perfettamente. Allora possiamo spostarci di qua. Qui inizia a farsi interessante la situazione. Ma siamo davvero pronti ad attaccare costoro? Io non lo so. Potremmo anche attendere di più. Non so cos'è più saggio. Tentare l'attacco o no? Non mi piace questa provincia. Tra l'altro hanno portato il loro generale migliore, quindi non abbiamo più il vantaggio. Che idee hanno sti disgraziati? Che tecnologie? Hanno più morale di noi. Insomma, non è proprio la situazione più
favorevole. Ma forse ci conviene tornare indietro addirittura. Cavoli. Oh. Comunque invece questi eventi sono positivi. Grano dove? In Ambane qua. Va bene il grano. Cosa ci offri? Un cavolo come al solito. Voi rimanetemi qui un attimo. Ok, bravi, avete fatto fuori un po' di Savoia. Allora, qua com'è la situazione? Non c'è niente da fare. Allora, qua io non ho notato cosa è successo però. Cazzarola, davvero per quanti giorni non ce la facciamo? Per 10 giorni. Qui però ce la facciamo, e vabbè. Assurdo. Vabbè, niente grave. Ma guardate. No, ma neanche per 10 giorni. Per un giorno! No! No, no, non è questo, è questo. A 10 giorni, scusate. Stavo confondendo tutto. Allora, qui vediamo cosa fanno. Si spostano, fanno strane peregrinazioni. Le nostre armate invece. E qua. Cosa ci dice? Colonia completata. Maledizione. Io non posso sospendere lo sviluppo. Ah! Cavoli. Perché non ci penso mai che io posso rallentare lo sviluppo? Ah, non ci ho pensato. Vabbè, per fortuna ci ho pensato adesso. Se no non ci avrei magari mai pensato in tutto il gioco. Ma vabbè. 6 giorni. Adesso dovremmo andare in positivo. Allora, vediamo cosa è successo. Vediamo. Hanno ceduto 2 province. Burgas ce la dobbiamo prendere, quindi. E lo facciamo subito la pretesa. E poi cosa hanno dovuto dare? Gaza, Sidone, Ham. Insomma, hanno dovuto ridare indietro tutto. Ok. Allora, abbiamo il colono libero però. No, mandiamolo. Qua. Ok. Appena arrivato questo. E ci ha convertito la colonia. Almeno questa. E quindi il colono dove lo mandiamo? Bella domanda. Io lo manderei qua. Dove va questo? Va a Valencia, un momento voi, calmi. Allora, anche voi fate i bravi. Perché questi vanno a Valencia. Noi appena questi vanno a Valencia potremmo mettere in piano uno dei nostri malefici piani. Ecco, voi
Allora, questo non serve a niente. Mandiamolo qua, questo qua. Allora, però dovremmo richiamare un po' di gente, perché... Ecco, bravi, guarda, fantastico. Allora, voi state ancora andando a Valencia. È arrivato il 31 a Valencia. Allora, qui com'è la situazione? State quasi arrivando. Potrei anche farvi sostare qua. Ragusa, perché? Ok, abbiamo ripreso ad avere un bilancio leggermente positivo. Va bene. Allora, andiamo qua. Adesso vi fottiamo. Spero. Questo ci dà più trade efficiency. Però dobbiamo aspettare 2 anni. È la cosa più saggia da fare. Allora, abbiamo anche di nuovo un po' di gente. Allora, il Marocco sta... Bravo, Marocco. Qui noi ci siamo. Qui hanno la nuova colonia spagnola, va bene. Tu in effetti che cavoli ci fai qui? Magari fammi la solita sorveglianza alle coste degli Aztechi, che però per il momento non sembrano così minacciate. Questi qui potrebbero comparirmi da un momento all'altro. Questi spagnoli. In effetti. Eccoli lì. Però tornano già indietro. Bravi. Speriamo davvero che facciano sciocchezze. Qua abbiamo incontrato, vabbè, un po' di navi che affondiamo volentieri. Maledetto Eri tu? Era lui, sì. Fernando de Aveiro, il nostro odiatissimo nemico. Vediamo se è morto in questa maniera. Perché mi sa che gli esploratori muoiono solo se la nave affonda. Se la affonda qualcuno, non muoiono sti disgraziati. Ma sono davvero disgraziati. Allora, vi voglio morti. Allora, qua cosa succede non si sa. Io andrei di nuovo qua. Allora, stiamo per attaccare i portoghesi. E io direi che a sto punto devono attendere gli altri. Ecco, arriviamo con tutto un esercito fantastico schierato. L'Irlanda, cavoli, è caduta al nostro attacco. Ecco, li abbiamo attaccati. Benissimo, vediamo come va. Stiamo leggermente vincendo, ma non in maniera decisiva al momento. Vediamo. Questi cercano di accorrere, ma non credo faranno in tempo. Poi attacchiamo anche loro. Wow! Li abbiamo devastati. Però perché non guadagniamo mai un minimo di tradizione? Ma c'è qualcosa contro... che è un complotto contro noi. Saranno i mercenari che ci danno... Allora, datemi un po' una soddisfazione qua, perché... Ok. A sto punto voi attaccate pure questi. Dato che la battaglia è stata vinta con maggior velocità del previsto.
Ok, qua abbiamo vinto. Benissimo pure questo. Va bene, possiamo tornarcene indietro col nostro esercito. Ci attaccano questi? Ah, fate questa bella cazzata voi. Bravi. Vedi? Siete bravi a fare le cazzate. No, maledetti. Allora, voi... Eccoli. Eccolo! Adesso è il momento giusto. Aie. Arriva il primo. E voi... Allora, vediamo com'è il territorio di Cordoba. Allora, è tutto desertico, quindi... No, però forse non ci conviene. No, prima di tutto voi dovete passare di qua. Fatemi questa strada. Allora. Forse ci conviene attendere l'altro esercito, quindi lasciamo che facciano le loro stupidaggini. Ok, qualche nave spagnola affondata in più non è mai male. Allora. Com'è che adesso vanno tutti d'amore d'accordo qua? Vanno avanti e indietro, vabbè. Fate un po' quel cavolo che volete. Allora, magari ecco, facciamo una pace con sti qua, che così i francesi la smettono di minchioneggiare. Allora. No. Facciamo cambio. Allora. Qui hanno già reclutato una nuova armata. Voi andatemi a... Allora, stacca quelle danneggiate, queste invece le mandiamo a bloccare un po' di passaggi. Voi siete in esilio? Ah no, siete in territorio straniero. Va tutto bene. Qui adesso siamo un po' troppi, però. Allora, voi fatemi così. Prendete qualcuno e mandatelo ad assediare questo. Qualcun altro. E andatemi ad assediare quell'altro. Magari anche con un'artiglieria, anche piccola. Ecco, voi tornate qua. Bravi, tornate qua. Il 10. Noi il 9 cambiamo. No, voi però andatemi a Cadice prima. Va bene, questo è ottimo. Un po' di rivolte in meno ci fanno comodo. Ok, adesso siete rovinati. Algarve 14. Poi arrivate al 18.
Forse ci conviene far così. Ok. Ora siete proprio fottuti al tutto. Allora, qui abbiamo Francesco Gonzaga. Falli fuori, Francesco. Li vogliamo fatti fuori. Ok, bravo. Perfetto. Allora, qui come va? Allora, qui facciamo così. Dividiamo in due. Allora, qui deserto è un'ottima idea. Anche qui sarebbe un'ottima idea attaccarli. Però immagino che non abbiano troppa voglia. Voi che cavoli fate, maledetti? Andatemi qua. No, Gibilterra. No, abbiamo solo Cadice purtroppo come pretesa, però. Ma potreste avvicinarvi qua? No, allora vediamo se ci arriviamo in tempo qua. 8, no. Ok, hanno fatto pace senza di noi. Ma che ci importa? Allora, aspettiamo il 6. Il 6. Che erano il 14, sti disgraziati. Aie, ci hanno fregato. Questa è la flotta dei Caraibi. In effetti. Allora, usiamo anche il resto della flotta per bloccare un po' questa zona. Allora, qua no. Ho avuto un'idea. Allora, usiamo questo generale qua. Scateniamoci subito all'attacco agli spagnoli con i mercenari. Ma subito dopo dovremmo avere la possibilità. Aspettate. No, arriviamo troppo tardi, però appunto dovremmo riuscire a vanificare tutte i loro tentativi. Ecco, qui arriverà, ahimè. Ah, arriva di qua però. Ah, con chi dobbiamo far pace? Un momento. Qual è la guerra iniziata a 5 anni? Quella con l'Inghilterra. Già. Ok. Dobbiamo far pace con gli inglesi. Cosa fa intanto? Vabbè, lasciamo che finisca la storia qua. Questi arrivano il 10. Accidenti. Questa volta. Ah no, ce l'ho fatta. Più o meno. Non è proprio un farcela questo. Ui, cavoli. Ah! Scappate! Non è proprio una bella condizione questa. Non riusciamo più a fuggire. Accidenti, qua ci hanno rovinato. E qua finirà uguale se non ci sbrighiamo. Voi dove andate? Secondo me vi fermate a Toledo però voi.
Allora, lasciamo un po' di uomini qua. E vediamo di salvare sta gente. Anche se la vedo dura. No, non si salva nessuno qua. Salvi! Invece li abbiamo salvati, ok. Cioè l'unica armata che contava l'abbiamo salvata, poi le altre non le avremmo salvate, ma voi dove fuggite, maledetti? Voi morirete tutti. Questo è il vostro destino. Qui non so se reggiamo, eh. Mio Dio. Lasciamo magari questo qua. E questi li mandiamo. Ok. Bravi. Magari si rincoglioniscono anche un po', però... nobili, avrete le vostre pensioni. Spero per non per 100 anni. Allora, voi mandate proprio a Barcellona, magari. Speriamo, perché... No, volete proprio andare... Chissà dove vanno. Mi fanno andare all'altro capo del mondo, ho capito già io. Sta gente è pericolosa comunque. Andate a Tolosa, ho capito. Ok, siete pronti a Tolosa a essere morti? È certo che accettiamo lo sconto. Quant'è che... Oh! Quanto lungo avremo lo sconto? Adesso trovarlo. Colonial... No, non è questo. Ecco. Per ben 10 anni. Va bene, quindi potremmo usufruirne. Qui non sono ancora arrivati, maledetti. Allora, dovremmo... abbiamo una nave. Una. Non ne servono molte. No, pare che non ci sia. Ci sono queste, ma sono un po' lontane. Un po' fuori mano, Allora io direi... Dividiamo questa flotta veneziana in due. Mentre l'altra la dobbiamo mandare qua. Adesso sistemiamo un po'. Spero non ci sia troppa montagna a Tolosa. No, non c'è tanta montagna. Vediamo. Cazzo. Ui. Lo sapevo che venivo circondato, ucciso. 19, dai che mi salvo. Ok, abbiamo ingaggiato i tolosi. Sofala, ok. Ok, l'Andalusia è sotto assedio. Vabbè, questo non ci importa. Adesso vi attacco. Se riesco. No, forse mi conviene attendere la distruzione di questi. Accidenti, non riusciamo a sconfiggerli. Wow. Cosa succede? Abbiamo scoperto mezzo mondo.
La Russia abbiamo scoperto. Cavoli. Sì, abbiamo scoperto proprio tutto. Di colpo. Wow. Sì. Va bene, grazie, bene. Allora. Qui riusciamo... Cavoli. Magari riusciamo a reclutarli noi. Qui siamo a 19.000. Mizzica. Ma prima non ci hanno detto un secondo fa che la vendemmia era stata pessima, adesso invece è eccellente. Vabbè. Accidenti, Nizza. Abbiamo perso Nizza. Vabbè che non ce ne frega niente, in effetti. Allora, dobbiamo far pace con sti qua, perché più 3 no, è troppo. Però se no... Ah, bene. Convertiamola. Però qui... Ah, ecco, finalmente arrivano. Ashanti produce oro. Qui ci sono delle miniere d'oro. Andrebbero sfruttate. La Provenza, vabbè. Allora, tu dove vai, maledetto? Questi non si fermeranno di fronte a niente. Chissà dove vanno. Non hanno leader. Ah no, sì, ce l'hanno. Ne hanno 2. Allora, Pireneo. Ma tu seguimi. Io spero non vadano troppo lontani, perché... Dove andranno? Giuseppe Bassano. Allora, tu... Tra un po' potresti far pace. Allora, dove vai? Madrid, bravo. Ma quindi andavi a Madrid. Allora io perché ti ho seguito per questa strada strana? Boh. Allora, gli irocchesi qua sono messi davvero male. Gli altri credo non siano stati invece per nulla colpiti. Eccoli qua, che li distruggiamo per bene. Questa volta credo sia quella buona. Vai! Oh, bene. Bravi, bravi. Ah, abbiamo anche finito la sede di Cadice. Tenetevi pronti, maledetti, perché farete una brutta fine. Allora, qui mi sono dimenticato di far pace, però. Io direi che possiamo far pace con questi inglesi. Spagna è qui. Qui gli irochesi. Vediamo cosa offre. Le solite minchiate inglesi. Allora, vediamo un po' che cosa potremmo fare invece di serio come pace. Ci prenderemmo questa. Costerebbe un po'. Però, che vuoi farci? Non si può neanche cambiare sempre il rivale. Non si offende nessuno. Va bene. Credo che questa sia la pace da fare. Non abbiamo altre possibilità.
Potremmo dirgli di annullare qualche trattato. Non so, tanto così per fare. Ungheria, che cavoli c'entra l'Ungheria, Genova? Io non so che razza di trattati abbiano con sti stati, perché di alleanza ne hanno solo una. Quindi sono trattati completamente inutili, va bene. E facciamo sta pace, facciamola. Allora, Genova, lasciala perdere. E facciamo pace. Abbiamo la nostra prima... Ah, non abbiamo considerato il problema azteco. Perché in effetti, sì, potrebbero avvantaggiarsi della pace gli inglesi. Non so che cavoli stanno facendo gli inglesi adesso. Qui hanno... interessante, colonie spagnole. Ma... Allora, dov'è la flotta qua? La rimandiamo qua. Gli abbiamo fatto fare tutti i giri possibili a sta flotta. Vabbè, speriamo che non, appunto, che distruggano sta colonia e che non ne facciano per un po' di colonie. Ci hanno chiesto di mantenerlo, bene. Ok, bene, grazie a questa provincia abbiamo anche un nuovo casus belli. Qui non mi importa niente. Aspettiamo 2 giorni qua. E all'attacco. Li dobbiamo sistemare. Definitivamente e perennemente. Allora, abbiamo un diplomatico. Lo usiamo per creare nuove pretese. E invece questo... Cos'è? No, ancora. Ah no, ok. Oh, abbiamo finito già questa colonia. Wow, siamo fantastici, siamo velocissimi. Allora, qui non abbiamo ancora finito invece. E qui abbiamo 3000 uomini. Vabbè, non so perché, non mi importa dire il vero. L'importante è reclutarli subito perché mi serviranno. Ah, guardateli. Questi inglesi sono stati velocissimi a creare già la loro colonia sostitutiva. Quindi, vabbè, speriamo non riescano a finirle ste colonie in 5 anni. Boh, non dovrebbe. Però, non si sa mai. E io... Oh, chi è questo? Inghilterra, ancora. Vabbè, sono sempre inglesi. E questa è Spagna. Insomma, sono tutti coalizzati contro di me in un certo senso. Io semplicemente devo fare la stessa cosa. Magari qua. Perché no? Allora, qui mi servono quindi alle navi a trasporto. Qualche flight. Anche solo 4. Grazie. Allora, adesso... c'era una nave pesante qua. Burgas, ok, abbiamo fabbricato le pretese. Allora, ritorniamocene qua. E ormai...
No. Ok, non entrereste mai in questa guerra. Vediamo qual è il nostro... un po' alto l'esaurimento di guerra, ma... Che ci vuoi fare? Io direi... Vabbè, abbiamo già l'esercito diviso in due in realtà. Allora, voi andate a Lisbona e voi qua. Anzi, facciamo così. Mi state più antipatici voi. Oh oh oh. Ui, no! Linz. Un fallimento. Vabbè, 5 anni avremo anche meno introiti. Ok, qui gli abbiamo dato una bella sistemata. Comunque, dove andate qua? Beira, andate per tutt'altra strada, ho capito. Allora, noi dobbiamo fare anche noi delle strade un po' diverse adesso. Eccoli qua, distrutti. Allora, fatemi un po' sta strada. Ah, siete andati a Porto, io vi ho persi per strada. Questa è la morale della storia. Allora, Burgas l'abbiamo fabbricata. Presto dovremo fare il nostro lavoro. Ah, sì, vi siete fermati a Barcellona, perché? Ok, ce la facciamo qua in tempo a distruggervi. Patrioti tartari. Allora, a me dei patrioti tartari me ne frega niente. E anche, no, di chi? Montenegrini. No, questi invece me ne frega un po' di più. Inglesi. Con chi siete in guerra, scusate? Ah, con gli Aztechi, certo. Non la farete mai la pace con gli Aztechi? Io temo non la facciano mai. Allora, dobbiamo dare delle sistemate a certa gente. Qui Serranos cosa è successo? Una ribellione. Ok, a Porto gli abbiamo dato il colpo di grazia. Allora, adesso dobbiamo però cercare di... continuare sulla buona strada. Dovremmo far pace il prima possibile anche. Per certi versi, per altri no. Questo è il guaio. Dovremmo far pace per integrare l'Andalusia. Questi si sono fermati qua. Non è proprio la strategia migliore. Allora, come va la storia? Perché non è più tanto chiara. Qui non c'è più nessuno spagnolo, non so perché. Ah no, è cambiata solo un po' le forze in campo. Boh. Perché abbiamo il colonialismo? Ah sì. Io sto mandando un esercito lì. Vabbè. C'è un colono, ma... Linz. Allora, dobbiamo salvare Linz. Quindi, non rompete le palle voi spagnoli. Scomparite. Vanish. No. Pampas. Qui abbiamo vinto, ma... Dove vanno sti serrani? Tornano indietro. Uno avanti e indietro, ok.
Allora, io qua non so neanche bene che cavoli combinare. Era la guerra ai conquisti Algarve, quindi io mi conquisterei anche l'Algarve. A sto punto. Se fosse possibile. Gli spagnoli sono un po' ovunque. Qui stavano mandando una colonia, giusto? Ma la pagheranno. Allora, vediamo di far fuori anche sti... Ce la faremo a farli fuori? Sì che ce la facciamo. Ma non è possibile, ma che razzi e giri fanno? Vabbè. Poi creano... Hanno soldi, li hanno i soldi sti maledetti. Io speravo che fossero senza soldi. No! Ci hanno scoperto. Vabbè. Montagna, abbiamo beccato la montagna, vabbè. Guarda, non ho voglia di perdere troppi uomini. Già me ne mancano un po'. Qui ho avuto le perdite tremende di nuovo. Vabbè, io direi che anche questo episodio è concluso. Però questa volta siamo un po' più scarsi di uomini. E abbiamo questa importante ribellione da fronteggiare. Dovremmo fare una qualche pace. Prima o poi. Anche più poi che prima, a dire il vero, sì. Io spero che questi cardinali prima o poi entrino, perché questa situazione che si sta eternando, perpetuando e tutto quello che vogliamo non mi piace. Tra poco potrò prendere anche un altro gruppo di idee che saranno appunto quelle amministrative. Ottimo. Cavolo, ci siamo impoveriti di nuovo, non si sa mai che cavoli succede. Perché ci siamo impoveriti? Sono cambiamenti repentini e inscrutabili. Non si può mai capire esattamente qual è la ragione. Però vabbè. Speriamo di riuscire a combinare qualcosa. Più che altro qui le solite rivolte al cavolo ci hanno impedito di concentrarci sull'obiettivo. Però potremmo fare un bel po' di cose in realtà. Potremmo prendere anche Cuneo. Io direi prendiamocela Cuneo. Quindi in questa guerra il nostro obiettivo sarà prendere Cuneo, magari anche l'Algarve, ma Cadice non so, a dire il vero. Io mi prenderei le province portoghesi per questa volta. E poi
insomma, stare attenti a quello che combinano con le colonie, perché... Sì, sono le cose importanti da fare. Va bene, allora alla prossima. Spero proprio che presto non solo la costa americana sia tutta nostra, ma anche quella africana della parte occidentale. Così non avremo più queste seccature di nemici che colonizzano. Qui purtroppo ci vorrà un po' di tempo per fabbricare molte pretese. Ma ad esempio questa ci farà accedere. Io direi la prossima guerra che facciamo ci prendiamo queste 4, 5 dai. No, non lo so. Potremmo prenderne anche un po' di più. Così. E io mi prenderei, ecco. Facciamo così, ci prendiamo 1, 2, 3. Ci prendiamo tutta una bella zona. Faremo questa guerra in modo da fare nella prima guerra una bella conquista comunque. E nella seconda ci prendiamo praticamente tutto. Dov'è la capitale? Ah, questa non ce la riusciamo a prendere, maledizione, è la capitale. Ok, allora ci prenderemo tipo questa, che ha solo uno, così potremo creare tutte le pretese necessarie. Ok. Poi ci dovrebbe essere anche la guerra con l'Algeria. L'unico limitatore sono i tempi di integrazione e la manodopera. Vabbè, alla prossima!